Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io compro siciliano. Buon lunedì live tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sempre puntuali alle 12. Io prima di iniziare questo appuntamento di quest'oggi, oggi abbiamo due ospiti specialissimi perché viaggeremo come sempre in Sicilia. Faremo prima tappa a Tortorici, siamo nel territorio di Messina e parleremo di prodotti del territorio. Sarà un piacevole, dolce viaggio con Isabella Catalano, la nostra ospite, perché parleremo di nocciole, ma parleremo anche della pasta reale alla nocciole di Tortorici. E poi ancora avremo ospite Salvatore D'Agostaro e parleremo della sua azienda agricola biologica Biocostatina. Parleremo di olio, grano, foraggio, prodotti biologici del territorio e vi porteremo esattamente nella sua azienda Petralia Sottana, quindi nel cuore del Parco delle Madonie. Permettetemi però, prima di iniziare questo appuntamento, di aprire la nostra puntata, vorrei rivolgermi a tutto il nostro numerosissimo popolo. Quindi grazie come sempre, 257.761 volte grazie. Vorrei rivolgermi a voi, vorrei rivolgermi a tutti i produttori, a tutti gli artigiani, vorrei rivolgermi a tutti gli artisti, vorrei rivolgermi a tutti gli operatori del turismo, dell'accoglienza, della comunicazione, vorrei rivolgermi della ristorazione. Vorrei rivolgermi a tutti gli amici, a quelli che io realmente conosco e anche a quelli che non conosco, perché ogni giorno abbiamo modo di parlare insieme e di condividere anche attraverso i nostri post quelle che sono le nostre forze, le nostre emozioni, il fatto che sempre diciamo portiamo avanti con grande forza la nostra qualità, non solo in Italia ma anche nel mondo. Ora più che mai dico a noi e dico a voi, non molliamo. Cerchiamo ancora e sempre di più di raccogliere tutte le nostre forze, tutte le nostre energie, tutte le nostre capacità per insieme non mollare, perché dobbiamo assolutamente immaginare e anzi essere certi di superare un periodo con tutte le sue grandi, immense, incredibili difficoltà. Non molliamo, non molliamo, non molliamo. Signore e signori, siamo pronti ad iniziare questo lunedì. Ho il piacere di portarvi in una città bellissima. Siamo a Tortorici, dove ad attenderci c'è Isabella Catalano. Salve a Buongiorno. tutti, ciao a tutti, Buongiorno. buongiorno, Ciao bella buongiorno. Elisabella, ciao bella Elisabella. Beh, è un gioco di parole, ma è proprio così. Beh, oggi sarà, iniziamo con dolcezza. Sì, perché vi Grazie. stiamo portando a Tortorici ed esattamente nel laboratorio, la bottega reale, perché pastry chef, perché Isabella Catalano oggi ci racconterà una storia bellissima legata ad un suo racconto personale, perché nel suo racconto c'entra la sua nonna, c'entra la famiglia, ma c'entra anche poi quello che è stato l'incontro con Giuseppe Ciancio, suo marito, e quindi tutto quello che è stato mettere a frutto quella che era la sua esperienza già da bambina e poi insomma quello che oggi è Isabella Catalano e pastry chef. Parliamo di prodotti del territorio, parliamo innanzitutto della pasta reale alla nocciola di Tortorici e parliamo di questa meravigliosa nocciola. Iniziamo Isabella il tuo bellissimo racconto. Si parte realmente da piccola, tu eri bambina Sì, e guardavi la tua nonna fare che cosa? sì, ovviamente nel nostro paese una volta le nonne, come tutte le famiglie, era il centro un pochettino di tutto, quindi dalla nonna io imparavo ed apprendevo tutto ciò che era stare a casa, quindi anche impastare il pane, ma fare dolci,
quindi quel profumo bellissimo della domenica a cui nonna ci faceva ritrovare tutti a tavola, e quindi io l'aiutavo a fare sia il dolce che il salato, ma soprattutto il dolce, che adoravo tantissimo ovviamente. Quindi sono cresciuta con quel culto di famiglia e con quei profumi che, abitando anche nel nostro paese di Tortorici, è unico, perché sei proprio immersa all'interno della natura e soprattutto dei noccioleti. Quindi diciamo che le nocciole erano una delle cose primarie, che se andavo per gioco o per divertimento, siamo cresciuti proprio in mezzo ai noccioleti, quindi è questo. E poi utilizzavamo il frutto per trasformarlo nei dolci. Quindi io man Esatto. mano cresco, vado a scuola, mi diplomo al tecnico commerciale di Tortorici, e lì dovevo andare all'università, perché la mia passione era anche l'artistico, quindi io dovevo fare arte, insomma, e tutt'altro. Invece ho conosciuto mio marito, ci siamo innamorati e ci siamo sposati, quindi quasi 25 anni fa. Ma dovete In... sapere, cari amici, perché lei sta andando velocissima, perché la cosa bella è, come vedete, no? Poi io dico, c'è stato un incontro dolce con dolce, direi io, perché Sì. Giuseppe, in realtà, anche lui un po', insomma, per tradizione, nel 1983 apre un panificio, giusto? Ovvio, mia suocera con mio suocero aprono questo panificio perché è data da una famiglia numerosa, e quindi avviano questa attività insieme ai figli. Quindi avviano questa attività e ovviamente mio marito è all'interno di tutto questo. Quindi, sposandomi io con mio marito, ho avuto anche il regalo di nozze, il laboratorio. Quindi la mia arte dovevo per forza trasformarla lì. Quindi si lega sia quello che ho imparato dalla mia nonna, quello che ho imparato da mia suocera, perché mi ha imparato tantissimo, mi ha insegnato tantissimo, e quindi siamo cresciuti per 25 anni, prendendo con passione questo lavoro, perché poi in realtà è proprio perché mi piace, altrimenti non avrei potuto fare nulla, ecco. Anche perché poi tu, Isabella, lo hai anche integrato con tanti corsi, hai Sì, partecipato, tra l'altro tu fai parte anche dell'Associazione Cuochi e Pasticceri di wow. Sicilia. Sì, io faccio parte della Compait, faccio parte anche della Ducezio, che è un'associazione pasticceri siciliani bellissima, proprio siamo in famiglia, quindi da loro ho appreso proprio tantissimo, soprattutto facendo corsi e trasformando un po' con delle tecniche, ovviamente perché li devi imparare, le tecniche di pasticceria, quello che già avevo appreso artigianalmente dalla nonna o da mia suocera, ecco, però con Senti, ti un fermo un finale di dolce. attimino. Ti fermo Sì. un attimino, Isabella, ti fermo un attimino. Innanzitutto colgo l'occasione anche, ed è doveroso da parte mia, ringraziare come sempre la regia, Paolo Gatto, volevo ringraziare Marzia Monreale, caporedattrice, Roberta Liotto, tutto il team, insomma, di Io Compro Siciliano, e permettetemi anche di tanto in tanto di leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici. Il saluto va a chi in questo momento ci sta scrivendo sui nostri video party, ma vi ricordo, scriveteci direttamente sulla nostra diretta collegandovi sulla nostra pagina, avrò modo di leggere anche i vostri messaggi. Dora Mirabello, buongiorno carissimo, buongiorno a te Dora. Dora fa parte del gruppo di Io Compro Siciliano, ha una linea molto bella di abbigliamento, insomma, grazie anche per oggi, insomma, per la tua presenza. Sebastiano Musarra, buongiorno, ciao Sebastiano, grazie per essere con noi. Marzia Monreale, ciao carissima Katiuska, e un saluto speciale alla nostra dolcissima ospite, quindi un saluto da parte di Marzia, Isabella. Ciao, Ancora Tito grazie. Fuleri, buona settimana. Ciao Tito, buona settimana a te. Abbiamo Maurizio Tuminia del gruppo Artisti Nostri Amici. Buongiorno amici di Io Compro Siciliano. Ciao Katiuska.
Ciao Maurizio, un grande bacio e grazie per essere collegato con noi. Senti Isabella, io adesso ti faccio viaggiare, sai perché? Perché ti porto adesso in un'azienda bellissima, in una città bellissima. Siamo nel cuore del Parco delle Madonie. Ti sto portando, cara Isabella e cari amici, vi porto a Petralia Sottana, dove ad attenderci c'è il nostro specialissimo ospite dell'azienda agricola biologica Biocostatina, Salvatore D'Agostaro. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno. E allora Ciao siamo Salvatore! come andiamo? Tutto a posto? Va Siamo tutto bene? in questo bellissimo posto nel cuore delle Madonie, nel cuore del Parco delle Madonie, Petravia Sottana, un paese che ha 1000 metri sul livello del mare. E in questo posto c'è la nostra azienda, un'azienda che si occupa principalmente di colture biologiche, sia olio che grano che foraggi. Senti Salvatore, io sai che come sempre diciamo io compro siciliano è un contenitore di storie, noi raccontiamo sempre la storia vostra, Sì. tu sei un ingegnere Io con sono la grande ingegnere. Sì, e questa cosa, questa passione è una passione che in realtà è nata da mio padre, il quale ha fatto una scommessa 25 anni fa, una volta messo in pensione, di impiantare un oliveto in montagna, che era una cosa alquanto non normale, diciamo, per i canoni dell'agricoltura in genere tradizionali, perché siamo in montagna, quindi l'olivo non produce, insomma tutta una serie di storie che ci sono attorno a questa cosa. In realtà è uscito fuori una cosa veramente molto bella, molto buona, in quanto l'olivo di montagna ha delle caratteristiche particolari, organolettiche, è molto leggero, grado di attività bassissimo. Certo, la produttività è molto bassa rispetto a quella che c'è nelle zone più temperate, però l'olio è di altissima qualità, di altissima qualità. Quindi mio padre, come dicevo, impianta questo oliveto 25 anni fa. Salvatore, però tu non dici alcune cose belle, secondo me, che vanno dette al popolo di Io Compro Siciliano, perché la cosa bella è che tuo papà fondamentalmente non è che si è ritrovato poi a fare un investimento così tanto perché aveva no, lui ha fatto una scelta perché lui è andato in pensione in realtà. E praticamente con i soldini che ha preso di una vita di lavoro, questa è una cosa che mi piace dire, perché lui ha fatto una scelta, lui con quelli che sono stati i risparmi di una vita ha deciso di fare un investimento. Ha voluto fare, diciamo, a mo' di hobby, diciamo, hobby per modo di dire, perché poi in fondo hobby non è. Comincia a piantare questo oliveto con poche piante, poi man mano negli anni viene ingrandito, adesso siamo arrivati a 1500 piante nel tempo, quindi con un oliveto abbastanza mediamente grande, diciamo. Salvatore, tra l'altro non solo olio, giusto? Sì, noi abbiamo altri terreni e produciamo tutto, l'azienda è in biologico, completamente in biologico, quindi grano, principalmente grano, e foraggio, sulla principalmente foraggio e grano, alternati, chiaramente. Senti, noi abbiamo visto proprio ad apertura durante le prove che abbiamo fatto prima per i collegamenti, prima di andare in onda, abbiamo visto Salvatore che tu eri posizionato in modo che noi potessimo sbirciare un po' questo paradiso dove ti trovi, ma riusciamo a fare vedere qualcosa? Guardate un po', ecco, guardiamo un po'. Su Petralia siamo su una terrazza bellissima vicino alla chiesa madre e il nostro diretto è in quella zona là.
non so se vedete che meraviglia. in strada c'è la strada nazionale, sotto la nazionale tra le due strade e poi sotto la stradella che scende e va in altri terreni del sud. Quello è il nostro liveto e siamo a circa in quella zona intorno agli 800 metri, 850 metri. Chiaramente c'è un microclima particolare rispetto al paese, perché chiaramente siamo a 1000 metri. Quello è il nostro liveto, come dicevo. Bellissimo, e ci piace tra l'altro vedere proprio anche questo scorcio di paesaggio, perché noi diciamo sempre: mi sposto adesso, Salvatore, ritorniamo di nuovo dalla nostra amica perché continuiamo a spostarci. Ritorniamo un attimino a Tortorici da Isabella. Beh, devo dire che anche Tortorici, ecco qui abbiamo anche un bellissimo amico, come si chiama, Salvatore? Questo qua è un cane che si chiama Zeus, che è un salutiamo bellissimo... anche Zeus, e salutiamo anche Zeus. Che è un disgraziatello. Senti, allora ti dicevo, Salvatore, io ti riporto adesso a Tortorici, ci spostiamo un attimo da Isabella perché c'è un po' anche qui una cosa che hanno in comune Salvatore e Isabella, i nostri ospiti di oggi. Perché in comune? Perché in realtà c'entra, come vedete, un po' sempre la famiglia, no? Quindi quello che è il contatto, nel caso di Isabella era la nonna, nel caso di Salvatore il papà. Ma tornando proprio ad Isabella, senti Isabella, voi fate anche, tu fai anche una cosa molto, molto carina, perché quando ci sono dei visitatori che vengono a visitare, non so, per esempio le cascate di Catafurco, se non erro, tu fai delle cose molto carine, che è quello proprio di far degustare i prodotti, no? Sì, allora io approfitto. Il territorio, l'accoglienza, i prodotti, è tutto collegato, no? Allora, per me è una cosa fondamentale, infatti chi viene in laboratorio da noi, perché noi abbiamo il laboratorio in Contrada Cappuccini, quindi bisogna spostarsi un pochettino dal centro del paese. E quando vengono in laboratorio per me è come se li portassi a casa, ecco, quindi intanto devono degustare tutti i prodotti che io vado a fare e poi proporre il mio territorio, perché quest'anno sono passati tantissimi turisti che andavano alle cascate del Catafurco, quindi al centro del Parco dei Nebrodi, e da qui io trovo spunto per proporre il mio territorio, per proporre i nostri prodotti, che sia a base di nocciole o di mandorlo, di pistacchio o qualsiasi si voglia, perché anche io con un periodo così particolare e delicato soprattutto devo andare a mettere dei semi ovviamente per una collaborazione futura con il cliente, in maniera tale che mi posso proporre anche con il panettone alla nocciola a dicembre, o che ne so, con la colomba a Pasqua, e così da iniziare una sorta di collaborazione tra cliente e produttrice, che sono io. Anche perché tra l'altro, Isabella, c'è una cosa molto, molto bella che facciamo noi, un po' appartiene a tutti noi siciliani, abbiamo questo grande senso di ospitalità, generosità, nel senso, in quello che poi è la tua degustazione che fai fare ai visitatori, naturalmente c'è la conoscenza del prodotto e immediatamente, no, si crea quella famosa rete, no? Cioè quel sistema che poi ti permette di entrare anche in una comunicazione che va lontano da quello che poi è il mercato locale, quindi spostarci anche nel mercato. Senti, ma però il primo approccio è proprio quello, è quello fisico, è quello dei volti, ecco, io ho quella memoria visiva che infatti i miei clienti questo mi dicono: ma come fa a ricordarsi di noi? E per me è una cosa importante il cliente, ecco, io lo tratto come un mio familiare, come uno di casa, perché deve essere accolto nel migliore dei modi, ecco. Isabella, senti, la tua è laboratorio, la bottega reale, ma io adesso ti chiedo, ma tu hai lì vicino qualcosa da farmi vedere? Perché Salvatore ho visto che ha già vicino lì da lui ma tu hai qualcosa da farmi vedere? Perché
Sai, io devo anche ringraziarti di una cosa, Isabella? Sì, Eccola! Io ti sì. devo ringraziare di una cosa, Isabella. Lo sai? Sono Sì? arrivate le tue paste qui per degustarle. Hai capito? Io non lo faccio adesso perché chiaramente poi non riesco più a fare, ma sono arrivate le tue paste, quindi volevo ringraziarti perché avremo modo anche di degustare queste meraviglie. Guardate un po'. Beh, spiegaci un attimino, ti prego. Allora, questa è la pasta reale Salvatore, hai di nocciole. visto? Non sei soltanto tu che sei pronto lì con la bottiglia dell'olio, abbiamo anche Isabella che si è guarda, adesso arrivo da te, Salvatore, sto Buonissimo, venendo. buonissimo. Allora, Adesso queste vengo. sono le paste reali di nocciole, ci tengo a specificare, che è un dolce centenario del nostro paese, perché è stato inventato nel convento dell'Abbadia di Tortorici dalle suore, quindi intorno al 1880 così. Questo dolce è molto particolare perché è avvolto sempre da un segreto, perché tutti ci dicono ma la ricetta, ma non è la ricetta, è proprio una cosa di culto, è una cosa come da tenere segreta, perché le suore l'hanno trasmessa alle donne del luogo tramite una ricetta orale. E quindi tramite una ricetta orale e assolutamente con le nocciole dei Nebrodi, anzi di Tortorici, vengono trasformate in pasta reale, che ha un procedimento molto particolare ed è avvolto proprio, diventa poi una cialda così croccante, ma con una peculiarità che può essere degustata anche dopo 6 mesi. Anzi, dopo 6 mesi acquista ancora più sapore. E quindi Meraviglia, meraviglia. è veramente come avere la Sicilia in bocca. Io ti assicuro, Isabella, che le paste che sono arrivate qui non dureranno 6 mesi, ma forse 6 minuti. Quindi, Isabella, no, volevo anche approfittarne per dire una cosa che tu hai appena detto, Isabella, che è quello che poi questa è una ricetta, appunto, frutto di quella che è le antiche ricette dei monasteri, quelle proprio tutelate, quelle che conservano la tradizione. A proposito di questo, volevo dire che noi ogni lunedì alle 18 con il nostro Francesco Caravello ad Aperitivo Social abbiamo uno speciale appuntamento con lo chef Mariano Carbonetti che proprio sulle antiche ricette dei monasteri, proprio benissimo. sulle antiche ricette dei nonni, dà spunti ai nostri amici di Io Compro Siciliano. Quindi ma infatti, infatti anche per questo volevo cogliere l'occasione a dire che le enoteche, quindi nelle enoteche, nei posti dove, nei locali magari un pochettino più che scelgono i prodotti siciliani, io questo ci tengo proprio a dirlo perché i miei prodotti vanno soprattutto su quei negozi di nicchia, ecco, quei negozi che scelgono soltanto prodotti tipici siciliani, quindi dal formaggio, dalla nocciola, ecco, e dai biscotti esclusivamente con le nocciole. Vanno tantissimo alle enoteche proprio perché abbinate a dei vini, ecco, una malvasia o che ne so, un zibibbo, va benissimo ad accostare la pasta reale perché ha un retrogusto molto molto particolare, quindi di nocciole, di tostatura, dei profumi, degli oli essenziali e quindi ecco, si trova proprio in un ambiente dove vai a bere un bicchiere di vino ed è un modo conviviale, ecco, per assaggiare un dolce, per assaporarlo. Meraviglia, quindi come vedete c'è un po', si sposa tutto, si sposa l'ambiente, si sposa il territorio, si sposano i gusti tra di loro, sì, c'è l'accoglienza e quindi più di questo. Torniamo un attimino da Salvatore. Salvatore, mi fai vedere cosa hai vicino a te, per favore? Vi ricordo che Salvatore è dell'azienda agricola Bio Costatina e siamo a Petralia Sottana, siamo nel cuore del Parco delle Madonie. Cos'hai lì? Allora, questo è uno dei tagli che noi facciamo di olio quando lo imbottigliamo. Questa è la bottiglia da qua, dove c'è il nostro logo, ripeto, un prodotto biologico, tutte le caratteristiche,
tutto questo, identificare il prodotto. Mi piacerebbe che lo poteste assaggiare, ma purtroppo non lo possiamo fare. Se mi venite a trovare... Ma va bene, è come se lo avessimo già fatto, perché come dicevamo ai nostri amici stiamo parlando di un territorio molto bello, abbiamo parlato della passione di tuo papà. Questo è il formato... Questo è un formato più piccolo, da 250, che generalmente io lo do per la ristorazione, per portarlo al tavolo. Sì. Da 250. Poi produciamo anche quello da 500, da mezzo litro, e le latte da 5 litri. Sì. Questi sono i tagli che noi facciamo principalmente. Senti Salvatore, per chi volesse acquistare i tuoi prodotti? Ma il prodotto si può acquistare direttamente, perché noi abbiamo punti vendita. Sì. Quindi, vogliamo dare riferimenti, Salvatore? Riferimenti a Petralia Sottana, D'Agostaro Salvatore. Basta chiedere, mi conosce chiunque, quindi sarà facile venire a vedere una città bellissima che è Petralia. Le Petralie è veramente bello, e sarà un modo per conoscere le città e soprattutto per degustare i tuoi buoni prodotti, ricordando tra l'altro che la tua è un'azienda... Sì, ancora, dicevi Salvatore? Chiaramente ancora questo qua è un prodotto dell'anno scorso, perché noi raccogliamo adesso ai primi di novembre, e il prodotto nuovo sarà pronto a dicembre, sicuramente dopo Natale. Quindi quello per chiunque venga prima di questa data avrà l'olio dell'anno scorso, che in ogni caso è un olio di ottima qualità, perché viene conservato nei silos sotto azoto, quindi le proprietà organolettiche non si ossida, quindi le qualità organolettiche rimangono pressoché immutate. Chiaramente l'olio nuovo ha una fragranza in più, non c'è dubbio, certo. Ma l'anno scorso è ottimo lo stesso, assolutamente conservato. E noi sai cosa facciamo? Veniamo e degustiamo entrambi, perché così almeno abbiamo... Noi tra l'altro, Salvatore, devi sapere anche che cerchiamo di educare sempre alla buona e corretta alimentazione, diciamo sempre quanto importante sia anche nello spuntino pomeridiano immaginare di mangiare anche per i nostri bimbi, no? La famosa tradizione che ci tramandano i nostri nonni, che è proprio un pezzo di panuzzo con un po' di olio e via. Prendere un pezzo di pane, mettere l'olio senza né sale né niente e mangiare pane con l'olio. Se poi non lo vuole arricchire, chiaramente comincia a mettere formaggio e quant'altro, però per gustare l'olio... Ma già così viene fuori proprio il gusto meraviglioso. Allora, Paolo Gatto, il nostro regista, qualche messaggio prima della chiusura, perché siamo alle ultimissime battute. Il Faraone Palermo, buongiorno e buon inizio settimana carissima a Catiuscuzza e anche ad Isabella, altrettanto un bacio a te caro amico, grazie come sempre per essere con noi. Maurizio Tominia, un abbraccio a tutti dalla pagina Artisti Nostri Amici, ed un abbraccio a te caro amico e sempre grazie. Ancora Amalia Lopinto, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano e Non. Ciao Amalia, grazie per essere collegata con noi. C'è Paola Gagliardo, buongiorno, ciao Paola. Sabri Caruso, felice settimana. Sabri è stata proprio settimana scorsa ospite da noi, è una ceramista, e quindi saluti a te. C'è Marzia Monreale, dice un saluto al nostro grande Salvatore D'Agostaro, produttore di una grande eccellenza della nostra terra. Quindi Salvatore, c'è un saluto per te da Marzia. Ancora Tito Buleri, ho gustato i prodotti della signora in occasione delle sagre dei sapori autunnali, dice Tito. E quindi hai visto, abbiamo anche gli amici che hanno Isabella degustato i prodotti. È un vero piacere. Allora, io purtroppo siamo a chiusura. Io volevo ringraziarvi, volevo salutare anche Isabella, se puoi portare i nostri saluti a Lidia Calà.
Certo, non presidente della mancherò. Proloco di Tortorici. Tra l'altro le telecamere di Io Compro Siciliano erano presenti proprio a questa iniziativa Cibo e Territorio, proprio organizzata dalla Proloco con tutte le istituzioni presenti, quindi ne approfitto per salutare Lidia e naturalmente tutta la città. Grazie davvero. Grazie. Io volevo fare complimenti a voi, se è possibile, perché, e te l'ho detto personalmente quando ti ho conosciuta e te lo ripeto, Io Compro Siciliano è veramente una pagina cui rende merito la Sicilia, quindi è proprio valorizza proprio il nostro lavoro, ma soprattutto rende onore alla terra siciliana, che per me è ricca proprio di sapori, ma sapori autentici. Non parlo soltanto dei miei, ma io sto parlando di tutto, perché bisogna sempre utilizzare prodotti del territorio, perché i territori crescono così. Assolutamente. E cresciamo tutti. Identità, qualità, provenienza. Salvatore, vedo che hai... Grazie, sì, io volevo ringraziarti per avermi dato la possibilità di partecipare a questa diretta, e volevo fare un brindisi da lontano a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Grazie veramente, Salvatore. e vi invito a venire a Petralia per godere delle bellezze di questi posti, dei borghi che ci sono, Sottana, Gangi, e perché no, per assaggiare i nostri prodotti. Certo che sì. Il nostro olio. Assolutamente sì, lo dice anche Isabella, verremo sicuramente a trovarti. Ma a questo punto, carissimi amici, io devo chiudere l'appuntamento di oggi. Vi do appuntamento oggi alle 18 con Aperitivo Social di Francesco Caravello. Con me ci si vede domani, mi raccomando, puntuali alle 12. Domani avremo con noi ospite Vincenzo Canzone, un grande artista, speaker, intrattenitore. Insomma, sarà veramente una piacevole conversazione con Vincenzo Canzone. Ma adesso, bellissima Isabella, caro Salvatore, avvicinatevi alla camera, perché altrimenti il mio regista Paolo Gatto non chiude, non manda la sigla se non facciamo questo saluto a tutti gli amici del popolo di Io Compro Siciliano. Salvatore, vieni qui avanti, vieni avanti. Ok, ancora di più, vieni avanti Salvatore, altrimenti non ti lasciamo andare. Adesso avvicinati. Adesso dovreste per favore ripetere con me: Io compro siciliano. Ci piace. Grazie per essere stati con noi, grazie a Salvatore, grazie Isabella, Ciao. grazie agli amici, ci vediamo domani puntuali alle 12. Ciao. Grazie. Grazie, ciao. Sigla.